Questa notte ho fatto un sogno. Ma che dico un sogno? Ho avuto una visione. Sentivo le voci. Ecco la musica che arriva. E naturalmente parte anche il mio microfono. Ma quelle che sentivo questa notte non era una visione mistica. Hai presente Giovanna d'Arco? Ecco, non c'entra niente. Io sentivo le voci degli oggetti intorno a me. Sentivo quello che dicevano e potevo capire quello che dicevano. C'era gli occhiali che volevano cambiare punto di vista, c'era l'abito che voleva farsi monaco, c'era le pentole indiavolate che litigavano con i coperchi, per non parlare della mia automobile ibrida, che già se la tira con questa storia del green, che mi faceva una lagna sulla sostenibilità ogni volta che schiacciavo l'acceleratore. Oi, non correre! Ai, fai piano! Pensa ai panda e alle balene! Senti Greta Thunberg? Pensaci te ai panda e alle balene sulla A4 tra Grisignano e Montebello mentre cerchi di sopravvivere tra i tir lanciati a bomba contro l'ingiustizia come la locomotiva di Guccini. Hai capito? No, niente da fare. La parola ormai era loro. Agli oggetti che mi permettono di sopravvivere anche in quelle situazioni dove, secondo l'ordine naturale delle cose, io proprio non ci dovrei stare. Come per esempio in aereo. Signore e signori, vogliamo richiamare vostra attenzione sulle dotazioni di sicurezza. Sì, grazie, dovete sempre ricordarmi che dovrei avere bisogno di voi. Stia zitto, mi allacci! Sono la cintura di sicurezza. Ce ne avete messo di tempo ad abituarvi, ma adesso mi allacciate quasi sempre anche in auto. Bravini, grazie. Per non parlare della maschera d'ossigeno. Scusi, ma questa dov'è? Dove guardi? Sono qui. Ma qui dove? Qui, eccomi qui. Ta-da! Deus ex machina. Come mi piacciono le entrate ad effetto. In caso di necessità scendo dall'alloggiamento sopra la vostra testa e quando io arrivo, voi umani smettete di scherzare, perché capite che si comincia a fare sul serio. Capite che il gioco si fa veramente duro. E quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E questo chi è? Ma come chi è? Sono io. Sono il giubbotto di salvataggio. In caso di necessità, indossatemi come vi stanno mostrando gli assistenti. Recatevi alle uscite di sicurezza e poi gonfiatemi tirando i cordini solo dopo essere usciti dall'aereo. Lo so, ogni volta che dico questa battuta tutti quanti voi pensate: ma chi è quel deficiente che gonfia il giubbotto di salvataggio dentro la cabina dell'aereo? Ma c'è poco da scherzare, sai. Voi umani siete bravissimi a complicarvi le cose. E non serve abbandonare un aereo per rendersene conto. Basta provare a chiedere le credenziali dello SPID. No, dico, qualcuno di voi ci ha provato. Lei signora c'è riuscita? No, perché se c'è riuscita ci vediamo fuori e mi spiega come ha fatto. Comunque il problema è un altro. Il vero problema è un altro. Che noi dotazioni di sicurezza siamo qui solo a fare scena. È una questione di calcolo di probabilità. Tu dovresti volare ogni giorno per 30.000 anni per avere la sicurezza di avere un incidente. E capirai che per un giubbotto di salvataggio è abbastanza frustrante. Doversi esibire ogni giorno, senza mai una volta gonfiarsi davvero. Sembra la vita di un attore da soft porno negli anni '80. Una volta far vedere di cosa siamo capaci. E invece niente, non come loro. Loro, quelli che fanno carriera da un giorno all'altro, quelli che un giorno non sono nessuno e il giorno dopo sono dei palloni gonfiati, loro sì che sono gonfiati. Guarda, non mi far parlare se no scoppio. Guarda, questa è la volta che scoppio, questa è la volta che scoppio. Chiamatemi Ismaele, o forse no, il mio nome corretto sarebbe gel igienizzante mani. Per legge devo contenere almeno il 70% di alcol, come i giocatori di carte dei bar di provincia, ma gli amici mi chiamano Amuchina, che sarebbe un marchio registrato, comunque un nome che a molti piace, perché evoca qualcosa di piccolino, una piccola amica silenziosa per tempi difficili. I bambini a scuola mi chiamano la Mucchina. Che carini! Ma mi sono disinfettato le mani con la mucchina, che poi la maestra si preoccupa. Il bambino ha toccato una mucca.
e non l'ha trovata. Si sarà disinfettato prima le mani col gel. Fino a poco tempo fa nessuno mi conosceva, solo medici, chirurghi, qualche mamma, futura mamma un po' ansiosa, che mi usava per disinfettare le lenzuola, la verdura. Adesso sono dappertutto, sulle porte dei negozi, bar, ristoranti, classi scolastiche, uffici, banche, treni, teatri. A volte ci sono io, a volte qualche mia cugina sottomarca che costa un po' meno. Quanto più tentativi di imitazione io che la settimana enigmistica. Le sottomarche, guarda, le sottomarche. A volte sono troppo liquide, a volte troppo gelide. A volte lo spruzzo va troppo lontano. A volte invece il gel è finito e il gestore si è dimenticato di cambiarlo, oppure semplicemente ha il braccino corto e vuole risparmiare. Altre volte invece appiccica e ti lascia la mano appiccicata per ore. Ma tanto la mano ormai non la si dà più a nessuno. Chi l'avrebbe detto solo 2 anni fa che sarei diventata così famosa, così popolare, così familiare? No, non è che mi sto rallegrando per la pandemia, è che indubbiamente mi ha fatto fare un bel salto di qualità. E poi, diciamocelo, tra tutti i protagonisti di questa terribile storia, e dai, io sono quello più rassicurante, non copro il viso come la mascherina, non sono invasivo come il tampone, uno spruzzo le mani e via, servo e proteggo, come nel motto della polizia di Los Angeles, solo che io non arresto, io non chiedo neppure i documenti, io rassicuro. Uno spruzzo e via, puoi ritornare a toccare sicuro, anzi puoi rimetterti davvero a toccare. Il pollice corre sereno sul foglio di giornale, sul trancio di pizza, sul modulo da compilare, sulla penna dell'ufficio postale, sulla spalla dell'amico o dell'amica. E cosa avreste fatto senza di me? Avreste smesso di toccare oltre che di abbracciare? Avreste perso il senso del tatto? Avreste indossato guanti di cuoio anche d'estate come gli assassini dei film di Hitchcock? Certo, ad uno come me un successo così improvviso può anche dare alla testa. Quando mi chiedono progetti per il futuro, non so mai cosa rispondere. Ma da un lato non mi dispiacerebbe tornare all'anonimato, lassù sugli scaffali più alti di Tigotà, là dove osano solo i commessi e i clienti più alti. Ma certo, poi mi manchereste, mi mancherebbe il contatto con le vostre mani e forse poi un poco vi mancherei anch'io. Sono certo che troveremo il modo di restare in contatto, magari un modo più di nicchia, magari più discreto. Nel frattempo ricordatevi che io resterò per sempre nel vostro cuore, grandi e piccini, con affetto, la vostra amucchina, anzi, la vostra mucchina. Sono lì, nel mio sogno, e a un certo punto sento una gran sete. Sarà la pizza e i peperoni che ho mangiato ieri sera che sta cominciando a prendere la parola nel mio stomaco. Scusi, si potrebbe avere un bicchiere d'acqua? Sì, lo so che questo è un volo low cost, ma un bicchiere d'acqua, almeno del rubinetto. Sì, la fai facile te, facile come bere un bicchiere d'acqua. Questo chi è? Non si preoccupi, non ci conosciamo. Nessuno mi conosce, io lavoro nell'ombra, ma dato che qui ormai parlano tutti, permetta che mi presenti. Sono il filtro del potabilizzatore. Sono il filtro del potabilizzatore. La membrana. Ma lei lo sa che cos'è l'osmosi inversa? L'osmosi inversa? Ma cosa sto qui a perdere tempo? Ma lei lo sa che tutte le molecole d'acqua del pianeta Terra da milioni di anni sono sempre quelle?
No, che precipitano, evaporano, scorrono, ma quelle rimangono. Non faccia quella faccia che il ciclo dell'acqua lo fanno i bambini di terza elementare, dai. Il fatto è, quello che cerco di spiegarle, è che una goccia dell'acqua con cui hanno allungato il suo spritz, eccola qui, potrebbe arrivare, che so, da un ghiacciaio dell'Himalaya o dalla discarica di Bagnacavallo, ci ho mai pensato. Ma dico, una goccia di quest'acqua potrebbe essere stata prima dentro una pianta, un animale, che so, sudore d'ascella di scimpanzé, pipì di dinosauro, davvero, e poi ci lamentiamo della zuppa di pangolino. Dai, comunque non abbia paura, beva pure tranquillo perché la natura ha trovato il modo di farla sempre nuova l'acqua. E quando la natura non ci riesce, arrivo io. Che so, in un'isola deserta, in un deserto, in una zona paludosa, dove c'è da osmotizzare, osmotizzo. Le mie membrane sono così sottili che non lasciano passare neanche virus, batteri, sali, metalli pesanti, pesticidi, no passaranno. E così, goccia a goccia, rendo potabile l'acqua negli angoli più remoti del pianeta Terra. Per ora. Perché mi hanno detto l'altro giorno in laboratorio scientifico, stavano parlando di Marte, che c'è acqua su Marte. Ah, e dove c'è acqua c'è vita, dove c'è vita c'è speranza, e io ne ho di speranze, altro che. Non mi viene il megalomane, ma io conto un giorno di poter potabilizzare dell'acqua marziana. E intanto sto qui sulla Terra e mi alleno con voi umani, che del resto fate del vostro meglio per sporcarla e inquinarla l'acqua, Oh, ma che ride? Ah, ecco che sono venuti a darmi il cambio, no? Perché io devo darmi il cambio spesso, Oh, ma no, questa è mia cugina. Oddio, mia cugina povera. Anche lei fa il suo lavoro, anche lei filtra. Oh, ma da quando è diventata famosa che è sulla bocca di tutti, non la puoi più sentire. Oh, sapete cosa faccio? Io vado a osmotizzare da un'altra parte. Voi, mi raccomando, acqua in bocca. Ci vediamo su Marte! Buonasera signore e signori, mi riconoscete anche se ho la mascherina? Ma certo che mi riconoscete perché io sono la mascherina! Ah, che storia la mia! Veramente una storia da film hollywoodiano. Pretty Woman. No, ma che dico Disney? Cenerentola. No, dico, vi ricordate solo 2 anni fa? Nessuno mi voleva, nemmeno l'OMS. Le mascherine non servono a niente, dicevano, solo al personale sanitario. E poi le battute che mi facevano. E Zorro, e il carnevale. Sì, te lo do io Zorro. Te lo do io il carnevale? Prima della pandemia le mascherine le vedevi solo in Giappone. Le indossavano queste persone così educate quando avevano il raffreddore, che so, per non contagiare gli altri. E noi li prendevamo anche in giro, i soliti giapponesi. Ah, che rivincita che mi sono presa! Adesso sono sulla bocca di tutti. Prima non mi trovavi neppure in farmacia, adesso sono al supermercato, dal tabaccaio, a scuola, in ufficio, e di tutti i colori e per tutti i gusti. Chirurgica, in varie sfumature di azzurro. Bianca, effetto mutanda. Di stoffa, per chi vuole sembrare più elegante, che so, griffata, maculata. FFP per i più ansiosi. Che poi qualcuno di voi lo sa che cosa vuol dire FFP? Fiducia, forza, protezione, ma il fatto che mi rende più orgogliosa è quello di essere entrata nel vostro armamentario quotidiano, cosa che è successa prima di me solo a poche altre innovazioni, l'orologio da polso, il cellulare, solo che l'orologio da polso ormai non lo porta più nessuno, siamo rimasti solo io e il cellulare. Quando esci senza di noi, tu ti senti nudo, ma il cellulare ogni tanto lo prende, ogni tanto si scarica, io funziono sempre. Certo, ogni tanto li devi cambiare e buttare nel secco, mi raccomando. E ho anch'io le mie controindicazioni. Non si vede bene la faccia, non si capisce se uno è contento o arrabbiato, non si possono fare
I segni giocando a carte, che da quando ci sono io i tornei di briscola e scopa sono fermi, altro che le Olimpiadi. Non si possono fare le linguacce agli altri bambini a scuola, perché ti si riempie di peli la lingua. Non si possono gettare baci da lontano alla stazione quando si parte. Sempre ammesso che si possa partire di questi tempi. Sì, il fatto è questo. Ma dopo, voglio chiedervi, dopo, quando tutto questo sarà finito, quando ci sarà il cosiddetto ritorno alla cosiddetta normalità, ci avete pensato cosa farete di me? Mi metterete da parte? Ne terrete forse uno o due di mascherine, giusto per ricordo? Giusto per scaramanzia dovesse tornare questo virus o arrivarne un altro? Mi rimpiangereste forse? Forse qualcuno, forse i più timidi, i più discreti, quelli cui sotto la mascherina appunto, non dispiaceva essere un po' meno riconoscibili, un po' mascherati, come gli attori accorti a non rivelare l'imbarazzo sul loro volto, calzano la maschera, così anch'io, sul punto di calcare le scene del mondo di cui sinora sono stato spettatore, avanzo mascherato. Così diceva Cartesio, il giovane Cartesio, che sarebbe diventato uno dei padri del moderno pensiero filosofico. E così anche voi avanzate mascherati, protetti da questa striscia di stoffa che sta tra voi ed il mondo. Sì, lo so, sto diventando un po' lirica. E vabbè, sarà l'età che avanza, sarà che sento già la nostalgia. Io sento nostalgia di questa pandemia, quando con la mascherina eri bella come prima. Gigi D'Alessio ne farebbe un ottimo successo di classifica e forse mi toccherebbero anche un po' di diritti di autore. Comunque, adesso vi devo proprio lasciare. Ci vediamo, anzi, ci vediamo e non ci vediamo. Ci vediamo dal naso in su. E mi raccomando, il naso coperto. Sono lì nel mio sogno un po' stomato da tutte queste voci e non so che cosa pensare, quando a un certo punto l'olocausto si trasforma in un volo interstellare, si accende una gran luce ed arriva lei, direttamente discesa da un'altra dimensione, come Wonder Woman, una celebrità che arriva dalle copertine di tutti i giornali. La sua missione, salvare gli umani, riportarli a casa. Biomover, barella per l'isolamento e il trasporto di persone potenzialmente contaminate in elicottero, in ambulanza, in ambito intraospedaliero. Pronta per l'uso entro 5 minuti in qualsiasi momento
e ovunque. Ne avete viste di cose, voi umani, che noi macchine non possiamo neppure immaginare. Notti stellate sulla riva del mare, la sabbia calda sotto la schiena. E avete visto albe scintillanti come lame sulle cime delle montagne e battere cuori minuscoli sugli schermi delle ecografie. E avete sentito tutti i pianti e tutte le risate di tutte le stanze, di tutte le città del mondo. La vita sulla terra, un fluire incessante, goccia a goccia, che discende da quelle stelle dove si sono formati quegli atomi di carbonio di cui siete fatti voi, gli alberi, i funghi sotto le loro radici, e le rondini che volano nel cielo. E tutti questi momenti resteranno nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di partire, è tempo di svegliarsi, di rimettersi in cammino.